sono Virna Di Lenardo, ho 26 anni, vengo dalla Val Resia e sono un ambassador di Promoturismo FVG. Allora, l'ultimo articolo, che si chiama Gradini, sorrisi, un panorama mozzafiato, è dedicato ancora una volta a Stolvizza di Resia. Ecco, la borgata è bella da essere visitata con una semplice passeggiata. Come cito, ci sono diversi gradini da salire per raggiungere il belvedere Roberto Buttolo, da cui si ha una bellissima visione sul paese, ma anche sul resto della vallata. Però chi volesse in realtà ricercare un panorama ancora più mozzafiato, la passeggiata che consiglio di fare è la passeggiata al Monte Castello. C'è una bellissima passeggiata che si può fare con le ciaspole adesso durante il periodo invernale, però è una bellissima camminata da fare anche e soprattutto durante l'estate. Si dice che sul Monte Castello vivesse un capo con la sua famiglia e la sua servitù. Uno dei figli un giorno dice: padre, voglio andare via da qua e vedere il mondo. E il padre gli dice: non c'è alcun problema, però sappi che qua dentro non potrai mai più ritornare. Dopo poco tempo il figlio si ammala. Una volta tornato vicino al castello, chiede ai servitori di poter rientrare all'interno del castello, senza dire però che in realtà era ammalato. Il padre, una volta sentita questa richiesta, dice no, la promessa è promessa, per cui tu figlio non puoi rientrare all'interno del castello. Pertanto il figlio cosa fa? Scende un po' dal Monte Castello e si rintana all'interno di una grotta e vive lì fino alla fine dei suoi giorni. Una volta morto, il padre viene a sapere appunto della morte del figlio e soprattutto del fatto che il figlio fosse malato. Dal grande dispiacere appicca un fuoco e brucia tutto il castello. Oggigiorno è bello visitarlo il Monte Castello perché si possono ancora vedere i resti di questo castello, quindi di fatto è una cosa che è realmente esistita, anche se questa in realtà è una leggenda. Adesso con la neve la Varresia ha raggiunto un aspetto ancora più mozzafiato, per riprendere le parole della mia experience. Per cui insomma, cosa si può fare in valle? Camminare, mangiare quando saranno aperti i locali per poter assaggiare le nostre peculiarità anche culinarie, ciaspolare, un'altra bellissima attività di cui abbiamo parlato, e conoscere poi tutte quelle che sono le nostre tradizioni e il nostro immenso patrimonio orale. Per cui, ripeto ancora una volta, vi aspettiamo in Varresia.